Eccoci di nuovo in studio, parliamo della settimana della cultura che quest'anno è dal 16 di aprile al 25 di aprile. Noi parliamo con Paul David Redfer, che è uno dei responsabili delle nostre zone, in quanto si occupa della settimana della cultura in provincia di Gorizia, ma non solo in provincia di Gorizia, anche in zone limitrofe. Quindi Corriere, La Stampa, Repubblica, eccetera eccetera. E poi cosa abbiamo ancora? Dovremmo avere qualche canzone. No, adesso partiamo subito intanto con il nostro ospite. Buongiorno a Paul David Redfer. Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Un po' su con la voce, mi raccomando. Sì. Per quel che riguarda la settimana della cultura, Paul, spieghiamo intanto che cos'è la settimana della cultura. La settimana della cultura è un avvenimento nazionale importante, in quanto tutti i musei, tutte le istituzioni, ma anche privati o associazioni che si occupano di cultura, aprono le porte all'arte. È una settimana dove chiunque può entrare gratuitamente, sottolineo gratuitamente, in questi luoghi preposti all'arte. È giunta alla 12ª edizione. Quindi è una, possiamo dire, una bella iniziativa, non tanto vecchia ma neanche tanto giovane, 12 edizioni sono tante, che si viene svolta in tutta Italia, in tutte le province? In tutta Italia, in tutte le province e chiaramente in tutte le regioni d'Italia. Nella nostra regione, in particolar modo in provincia di Gorizia, cosa succede? Diciamo, per quanto riguarda l'associazione Graffiti, io qui permetto sono in veste di direttore del Vintage Museum, che comunque collabora con Graffiti. Noi ci occupiamo chiaramente di arte digitale in prevalenza e avremo modo di far vedere anche una novità per quanto riguarda l'arte digitale stampata su tessuto, per cui inaugureremo questo sabato, per quanto ci riguarda, la nostra settimana della cultura ai musei provinciali di Borgo Castello. Quindi in questo sabato dura una settimana più o meno? Esatto. Poi altre cose su Gorizia? Sì, diciamo che noi chiaramente partiamo da Gorizia, poi la giornata successiva, domenica, inauguriamo una galleria a Medea, la 1/1 Gallery, Medea Art Gallery, che sarà preposta appunto per l'arte contemporanea a 360 gradi. Poi mercoledì 21 inauguriamo una mostra di arte digitale, 2 artisti digitali, Fabio Fonda e Paul David Redfer, a Trieste, alla Casa della Musica. E l'ultimo sabato, cioè a conclusione di questo percorso, di questo itinerario artistico, a San Floriano, presso la Gallery 75 del Fotoclub Scopina 75 di San Floriano, un'ulteriore mostra, in questo caso di arte fotografica in bianco-nero, che concluderà, diciamo, questo percorso artistico. Ritorniamo sulla settimana della cultura. Hai detto ci sono aperti i musei, o comunque si può entrare gratis? Sì, è una cosa... quello che mi è stato dato di sapere, si entra gratis anche ai musei provinciali. Quest'anno collaborano in effetti in questo contesto a questa iniziativa, me l'hanno confermato ieri, per cui si entra gratis e si può visitare, oltre quello che è insito nel museo stesso, anche la mostra del tessuto d'autore. Tessuto d'autore, spieghiamo, possiamo dire che cos'è? Sì, è stato fatto un esperimento per cui, grazie anche alla collaborazione della Fullprint di Enzo Bertoldi di Tarcento, che ci ha stampato le opere digitali su tessuto, noi ci siamo poi ritrovati quest'opera, abbiamo deciso assieme con la dottoressa Raffaella Sgubin del Museo della Moda e delle Arti Applicate di collocarli, di ubicare questi lavori all'interno del museo, in modo tale che faccia parte del museo stesso, cioè il visitatore visita il museo di che cosa? Della moda, con attrezzi antichi, e in questo contesto si ritroverà ad avere quello che invece attualmente si è stato fatto, non dico nella moda, ma comunque opere artistiche stampate sul tessuto in digitale. Stiamo parlando di opere artistiche contemporanee, di artisti locali, diciamo un po' di tutto? Diciamo che in questo contesto sono soltanto esclusivamente artisti digitali, infatti ci sarà una breve conferenza a tema curata dal centro di catalogazione di Villa Manin, che ha catalogato questi artisti digitali, perché è una
cosa importante, e noi abbiamo scelto una rosa, chiaramente non potevamo farli tutti, ma 6 artisti già catalogati presso il SIRPAC, che è questo ente che si preoccupa di salvaguardare, catalogare non soltanto l'arte contemporanea in senso lato, ma anche in questo caso l'arte digitale, e ci sono questi 6 artisti che verranno esposti. E questi 6 artisti di dove sono? Sono di qua? Sono tutti goriziani e giuliani. Esatto, del Friuli-Venezia Giulia. Quindi è una cosa importante, sottolineiamo, dove si tiene, gli orari in cui si può andare a vedere, da a? L'orario è quello di apertura del museo, per cui mi sembra non stop dalle 9 alle 7 di sera, tranne lunedì che chiaramente è chiuso. C'ha un titolo questa mostra? Tessuto d'autore, interessante perché fatta con la collaborazione di Pertoldi, che è un nome grosso della serie, che tutti i grandi stilisti vanno da lui, non so, faccio un nome magari, però veramente i grandi stilisti vanno da Pertoldi a farsi stampare. È stato ed è uno delle persone all'avanguardia in questo campo. Penso che una collaborazione del genere vi inorgoglisce in questo caso. È anche un senso, in quanto tra gli artisti citati nel tessuto d'autore c'è anche Mauro Mauri, che è stato un precursore per quanto riguarda la digital art, e anche Pertoldi è stato un precursore, un pioniere per quanto riguarda la stampa su tessuto in digitale, e ora è riconosciuto a livello internazionale. Ed è stato, ha avuto un'idea veramente grande. Settimana della Cultura, 16-25 di aprile in tutta Italia. Avete sentito quello che si fa in provincia di Gorizia, ma anche non solo in provincia di Gorizia. Parliamoneonline.it. Radio Gorizia 1. Che informazione, dove si può andare? Forse oggi sarà un po' difficile. Sì, ma diciamo che il luogo più idoneo è il sito ministeriale, il MIBAC per intenderci, Ministero per Beni Artistici e Culturali. Esatto. Entrare sulla sinistra troveremo i grandi eventi, e in primo top 10, in primo in classifica è la settimana di cultura, poi basta scegliere la regione che si vuole e lì c'è proprio tutto, dalla A alla Z, gli orari, l'ubicazione e quant'altro. C'è anche la mappa Google dove andare la strada. Certo. Poi io so che adesso devi scappare a Trieste, perché c'è una grossa manifestazione, tutti si aprono, quindi ti ringrazio dell'informazione. Qualora ci fosse qualcos'altro, sai perfettamente che noi siamo sempre qua e abbiamo piacere di venire a trovarti, che tu ci vieni a trovare e illustrare quello che si fa. Magari a settembre c'è un'altra settimana, se non vado errato. Le giornate europee del patrimonio. Già abbiamo iniziato a fare. L'ultima battuta, cosa importante che mi sono dimenticato, è la collaborazione con il DAMS. Per quest'anno c'è stato questo avvicinamento del DAMS e stiamo già collaborando assieme, infatti lo staff organizzativo fa parte del DAMS e avremo modo di proseguire in questo percorso artistico. Bene, io ringrazio Paul David Redfer di Virtual G Museum, Virtual G Art, graffiti e altre cose, non sto neanche a elencare tutto quello che fai. Ricordo che Paul è uno dei massimi esperti, io posso dire, al mondo di video digitali. A me piace quello che fa lui, è un complimento che ti faccio in diretta appositamente, perché ho visto le tue opere, e tra parentesi, per chi non lo sapesse, su internet e in particolar modo su YouTube, un tuo video l'anno scorso ha spopolato a livello mondiale. Diciamo, ha vinto un premio che non me l'aspettavo, pensavo una buffa, invece la realtà, e mi fa piacere questo. Per un mese è stato anche il più bel video, il migliore secondo loro, chiaramente, su Awards, il miglior video artistico online. Buttalo via, io direi di essere orgogliosi anche di persone del genere che ci sono a Gorizia. Poi grazie. E noi ci sentiamo quando ci sono anche altre cose, va bene? Va bene. Promesso? Promesso. Ok, grazie a Paul David Redfer. Parliamoneonline.it.